Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Purtroppo salutiamo intanto l'assente Max. Ciao Max. E buona domenica a lui e a tutti quanti. Ovviamente salutiamo i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono sempre. Quest'oggi c'è un po' ci sono un po' di cose da vedere, sì. No? Iniziamo alle 2 con l'ultimo Gran Premio di Formula 1 da Abu Dhabi per vedere chi tra Leclerc e Perez, che hanno finito rispettivamente terzo e secondo nella griglia, primo sempre Verstappen, pole position. Però alle 3:30 inizia il mondiale in Qatar su Rai 1, quindi la Rai ha insomma i diritti, e quindi farà vedere la cerimonia di apertura dei mondiali, e poi alle 17 la prima sfida tra Qatar e Ecuador. Vi anticipo già, abbiamo fatto una sfida tra pronostici tra me e Max contro due nostri amici, quindi vi faremo vedere lì cosa abbiamo messo. Vi anticipo già che Qatar Ecuador abbiamo messo una doppia. Una doppia, sì, caro David. Vediamo cosa dici tu della sfida. Noi abbiamo messo 1 o 2, cioè secondo noi o vince il Qatar o vince l'Ecuador. Io controcorrente X. Ok, allora facci vedere un attimo i giornali che il nostro edicolante Federico ci ha gentilmente prestato. Intanto iniziamo con la Gazzetta. Gazzetta dello Sport. Esatto, cosa c'è nella Gazzetta? Tutto l'oro del mondo. Non so se si vede. Mbappé, di sì. Cristiano, Messi e Neymar. Quindi tanta roba. Questo è l'inserto. Le pagine storiche. Fallo vedere qua. Pagine storiche. Vieni qua. Le pagine storiche. Eccolo lì. Lo vedete al contrario, ma c'è Cannavaro che alza la Coppa del Mondo del 2006. Andiamo a Berlino, no? Ve lo ricordate? E dopo... Attenzione, questa è una chicca che ci aveva prestato sempre Federico, la trovate in edicola. Attenzione. Ecco, una settimana dopo, ecco, c'è il libro di Bagnaia della Ducati, che 50 anni dopo, la MV Agusta, di Giacomo Agostini, esatto, nel 72, 50 anni dopo, moto italiana, pilota finalmente italiana, abbiamo vinto. Campioni mondiali nella classe regina. Però dopo cosa c'è? C'è il tennis anche, e quindi Max qua dovrebbe sbizzarrirsi. Tu e lui avete sbagliato, avete puntato su Nadal e Auger-Aliassime, tutti e due a casa. Ciao, grazie. E finale tra Djokovic, che avevo dato per vincente, e Ruud, il norvegese, quindi vedremo. Secondo me vince Djokovic, le ha vinte tutte fino adesso e secondo me è favorito. Ruud ha perso solo con Nadal quando ormai i giochi erano già fatti. Questo per la finale delle ATP Finals a Torino, ore 19, quindi c'è di sport, ce ne sono. Dopo, ma dimentichiamoci alle 20:45 una partita, come dice Enrico, inutile, perché serve solo per provare un po' i meccanismi. La nazionale contro l'Austria a Vienna. A proposito dei nazionali, ieri il rugby ha preso una sifonata dalla... Che ci investono qua? No, non ci investono, perché insomma noi ci sposteremo fra poco, quindi lo lasciamo passare. E quindi col Sudafrica ieri abbiamo perso, però venivamo dalla vittoria con l'Australia, insomma, per cui abbiamo fatto bene. Quindi ricordiamo gli appuntamenti: alle 2 la Formula 1, alle 3:30 cerimonia di apertura mondiale, alle 17 Qatar Ecuador, la prima sfida. Domani proseguono, ovviamente, vi daremo i pronostici su Instagram. Alle 19 l'ATP Finals, alle 20:45 diretta Rai 1 per la nazionale. E c'è anche il basket, perché ricordiamolo, dopo la vittoria della Virtus giovedì e la sconfitta di Milano venerdì, purtroppo in Eurolega ci sono le gare, c'è il basket Serie 1, pallavolo invece continua il dominio di Perugia, e è ripartito anche il campionato femminile. Ecco, calcio 5, vuoi aggiungere qualcosa in chiusura? Prima abbiamo un ospite adesso fra poco, ma intanto tu dici qualcosa di calcio 5. Il Pordenone ha pareggiato 3-3 in Serie 2, mentre in Serie B il Maccabi Prata ha battuto 7-1 il... Bravo, perché comunque bisogna fare i complimenti a David. Adesso andiamo a vedere una cosa, perché c'era una chicca che volevo mostrarvi, e c'è l'ospite, eccolo qua, se volete. Federico l'edicolante ce l'ha, guardate che bello, il pupazzo. Che bello. Anche David si è commosso, perché insomma guardava anche lui Bim Bum Bam. Ecco, guardate, con Paolo Bonolis. Ecco, salutiamo Andrea, scatenati come sempre. Grazie Andrea, e quindi ciao Peg. Se vuoi trovarlo lo trovi anche a Roma, ma se vuoi lo compriamo qua a San Vito al Tagliamento. È bellissimo, guardatelo, è il pupazzetto di One per ritornare bambini.
Un saluto, diamo one al legittimo proprietario, Sì, che non sono ormai io. è suo. Non so. Buona domenica a tutti, seguiteci su Sportissimo Channel e buona domenica, a presto. Ciao. Ciao, Ciao. anche da David che in questa sede ovviamente non vede l'ora di andare a casa per il pranzo, ma sono solo le 11 Appunto, passate. quindi aspettiamo. Bene, a presto. A Max, presto. mi raccomando, ti aspettiamo per parlare dei mondiali a Qatarissimo, che ovviamente è la nostra rubrica. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao ciao.